La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee con una crescita dei flussi nel 2025 e un progressivo rafforzamento della destagionalizzazione. È quanto emerso nella conferenza stampa tenuta alla BIT di Milano dall'assessore al turismo Amata, che ha illustrato risultati, trend e linee di sviluppo del sistema turistico regionale. Secondo l'elaborazione dei dati, il 2025 gli arrivi turistici hanno registrato un incremento del 2,8% rispetto al 2024, mentre le presenze crescono dello 0,24% con un andamento positivo distribuito lungo tutto l'arco dell'anno. È stato un segnale particolarmente significativo, riguarda in particolare i mesi di media e bassa stagione, a conferma dell'efficacia delle politiche regionali orientate a ridurre la concentrazione dei flussi e a favorire uno sviluppo più equilibrato. Alla BIT di Milano presenti anche l'assessore ai beni culturali Francesco Scarpinato e quello al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino. Noi abbiamo dato risultati certi, sicuri e documentati. Il governo Schifani, con l'assessorato al turismo ma anche con l'assessorato ai beni culturali, ha segnato un passo importante, ha dato un rilancio a una Sicilia che stavolta veramente viaggia a una velocità importante. In che senso? Abbiamo valorizzato i nostri 14 parchi archeologici e tutti i siti della cultura, numeri importanti, ma anche sostanzialmente numeri che ci hanno proiettato nella top 10 dei luoghi della cultura, a testimonianza che la Sicilia è la terra più bella del mondo, perché la Sicilia è depositaria intanto di un terzo del patrimonio culturale del paese, ma ha una storia identitaria che si connota a livello internazionale. Noi siamo qui per promuovere intanto le nostre bellezze naturali. Noi siamo passati da 75 a 76 riserve con Punta Bianca, che è la nuova riserva dopo 20 anni. Abbiamo 4 parchi regionali, che sono delle meraviglie, come il Venebre, il Madonia, Santara, l'Etna, e abbiamo 7 aree nature protette. Questo vuol dire promuovere una possibilità di un turismo slowly, lo chiamano, quindi lento, che faccia delle esperienze naturali nelle nostre bellezze, che faccia dei percorsi che ci riprendiamo quello che la natura ci ha dato, ma che non è una fruibilità che noi abbiamo implementato. Oggi le nostre riserve, i nostri parchi, gran parte di loro sono accessibili anche attraverso l'ambulazione col progetto Clara. Abbiamo regolamentato l'accostanza degli animali, visto che adesso molti turisti arrivano anche accompagnati da qualche animale domestico. Abbiamo creato le condizioni perché siano fruibili a molti. È un'attenzione che c'è del turismo verso le riserve e i parchi. La regione siciliana, che è stata la prima a istituire una riserva, il resto d'Italia è arrivata 9 anni dopo, non può non lasciarsi, non può perdere questa occasione di promuoverla. Abbiamo implementato la nostra azione sotto il profilo della promozione culturale. Palermo è la quinta città d'Italia per quantità di investimenti nel settore cultura. Questo ovviamente produce degli effetti positivi sul turismo, sulla valorizzazione del territorio, sui beni culturali ma anche sugli eventi. Noi abbiamo registrato un trend in crescita progressiva, più 10% rispetto al 2024, ma rispetto addirittura agli anni precedenti alla pandemia, l'ultima rilevazione significativa del 2019, più 43%. Con un aumento anche della presenza straniera che mentre prima era marginale oggi diventa importante. Dipende certamente dalla promozione del territorio, ma soprattutto appunto dall'investimento sulla cultura.